Ardis, Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia, gestisce un sistema integrato di servizi ed interventi affinché tutti gli studenti possano superare le difficoltà materiali e raggiungere i gradi più alti degli studi, così come previsto dall'articolo 34 della Costituzione italiana. Per lo studio universitario e dell'alta formazione eroga benefici di natura economica, articolati in borse di studio, contributi straordinari, contributi per la mobilità internazionale. Ardis gestisce anche servizi per l'accoglienza, articolati in servizi di ristorazione, servizi abitativi, servizi culturali per l'aggregazione turistici e sportivi, servizi di trasporto, servizi di supporto psicologico, servizi per l'accoglienza della mobilità internazionale. Ardis eroga ogni anno più di 5.000 borse di studio universitarie. Nell'anno accademico 2023-2024 sono state complessivamente 5.341, di cui 2.384 per gli studenti afferenti la sede di Udine e 2.957 per gli studenti afferenti la sede di Trieste. Complessivamente, per tutte le borse di studio erogate da Ardis, la spesa è stata superiore a 24 milioni di euro. Tutti gli studenti idonei al beneficio, grazie anche all'impegno economico della Regione Friuli Venezia Giulia, hanno ricevuto la borsa di studio. Si tratta di una situazione rara nel panorama italiano. Circa il 7,5% delle borse di studio erogate da Ardis nell'anno accademico 2023-2024 è stato destinato a studenti comunitari non italiani e quasi il 10% è stato destinato a studenti extracomunitari, a testimonianza della capacità attrattiva degli atenei e degli istituti di formazione superiori del Friuli Venezia Giulia, ma anche dei servizi di accoglienza che gli studenti trovano qui. Ta riječ bi vjerojatno bila mogućnost iz razloga što bez Ardisove stipendije vjerojatno ne bi bio u mogućnosti studirati. Può situare, dice ti ajută să înveți la facultatea din Trieste, ca mine, eu sunt student la științe politice și te ajută să înveți și doi, ca să faci ce vrei tu în viață. Per aiutare gli studenti stranieri ad accedere ai benefici per il diritto allo studio, Ardis ha stipulato una convenzione con i CAF della CISL per una consulenza sugli ISEE parificati che gli studenti stranieri devono possedere per partecipare ai bandi. Miriam Di Bernardo, quali sono i problemi che affrontate quando dovete accertare i requisiti di reddito degli studenti stranieri che richiedono i benefici Ardis? Gli studenti stranieri non residenti in Italia e con nucleo familiare residente all'estero, per poter accedere ai benefici e ai servizi erogati dall'Ardis, quali borse di studio, posti alloggio e servizi di ristorazione, devono produrre l'attestazione dell'ISEE universitario parificato, perché in questo caso l'ISEE non è presente nella banca dati dell'INPS. Ardis ha affidato il servizio di consulenza e rilascio delle attestazioni dell'ISEE universitario parificato ai CAF presenti sul territorio regionale. E l'elenco dei CAF convenzionati con Ardis è presente sul sito, dove ci sono anche tutti gli orari e i contatti. Lo studente straniero, previo appuntamento, deve recarsi presso il CAF convenzionato e produrre la documentazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato riferita alla situazione economico-patrimoniale e al nucleo familiare della famiglia di origine.
Sarà cura poi del CAF inviare in via telematica ad Ardis le attestazioni del liceo universitario parificato. Questo semplifica sia la procedura per lo studente sia per l'amministrazione, perché lo studente deve recarsi solamente presso il CAF e poi il CAF trasmette i dati ad Ardis al fine di elaborare il dato per determinare la situazione economico-familiare dello studente. Chi paga questo servizio? Ecco, il servizio per lo studente è gratuito e il costo è a carico di Ardis. I servizi abitativi sono rappresentati dall'offerta complessiva delle strutture messe a disposizione degli studenti, iscritti ai corsi di istruzione superiore, attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede in Friuli Venezia Giulia, nonché degli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori. Sono considerati come beneficiari prioritari del servizio abitativo, il cui accesso è garantito mediante procedura concorsuale. I beneficiari di borsa di studio Ardis possono essere beneficiari di un contributo per frequentare periodi di studio e tirocinio all'estero, promossi da istituzioni accademiche del Friuli Venezia Giulia, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi anche non comunitari, a condizione che il periodo di studio o il tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia. Nelle mense universitarie che Ardis affida in gestione a ditte esterne attraverso appositi bandi di gara è previsto l'obbligo di un menù vegetariano in tutti i pasti. Ardis, in collaborazione con le ditte che hanno in affidamento le mense, propone poi diverse giornate con menù tematici che consentono di variare le pietanze e aumentare la soddisfazione degli utenti.
Consapevole che attraverso il ritrovarsi insieme a preparare dei piatti possa rinforzare il senso di appartenenza alla comunità studentesca, Ardis da qualche anno ha cominciato a proporre agli studenti dei brevi e semplici corsi di cucina, in collaborazione con le ditte che gestiscono le mense. Si tratta di corsi dedicati a piatti semplici, da poter preparare tutti i giorni, corsi di pizza, di pasta frolla, di ragù. Una proposta che rappresenta un aiuto anche nel ménage quotidiano della vita dello studente. I servizi di consulenza psicologica rientrano nell'ambito del protocollo d'intesa per promuovere e sviluppare i servizi di aiuto psicologico per gli studenti e le studentesse universitarie. Questo è stato stipulato nell'anno 2008 tra gli allora ERDISU regionali di Trieste e Udine, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Quali strumenti mette l'Ardis a disposizione degli studenti? Ardis ha diversi strumenti per sostenere, quindi per facilitare percorsi di miglioramento di benessere dei propri studenti, in particolar modo anche degli studenti che ospita nelle proprie residenze. Il servizio di sostegno psicologico è sicuramente uno dei principali, come diceva giustamente l'anno scorso abbiamo avuto oltre 900 studenti che si sono avvalsi di questo servizio, quest'anno ne abbiamo già ora insomma quasi oltre 400, quindi le previsioni sono in forte aumento. Abbiamo un sistema di comunicazione, di relazione con gli studenti che ci trasmettono insomma delle richieste, e questo ci ha fatto attivare proprio anche questi percorsi sull'affettività. Insomma, quindi stiamo cercando di mettere in campo tutta una serie di interventi e di strumenti per facilitare le condizioni di benessere e di miglioramento quindi nel percorso di studi da parte degli studenti che si rivolgono quindi al sistema scolastico all'interno del nostro territorio regionale. Quali sono le problematiche per le quali gli studenti si rivolgono allo psicologo? In generale la temutissima ansia da esame, che rischia di essere un po' generalizzata, ma anche difficoltà di concentrazione, gestione delle emozioni, gestione dello stress e più in generale un overthinking, cioè un incessante pensiero continuo che in questo modo noi stiamo trattando anche con corsi di mindfulness. Ardis è iscritta all'albo degli enti di servizio civile universale, quale ente d'accoglienza legato da apposita convenzione all'ente capofila ACLI. Il servizio civile universale è un'esperienza di impegno sociale, rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, sia a cittadini italiani che comunitari, e anche a stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Dal 2022 Ardis ha ospitato 12 volontari, 6 in servizio nella sede di Trieste e 6 in quella di Udine. Il nostro obiettivo è offrire possibilità e prospettive che trasformino il percorso di studi in una vera e propria esperienza di vita. Ardis si impegna a migliorare, potenziare, valorizzare l'iter formativo, creando connessioni, legami e interazioni tra gli studenti. Vogliamo coltivare le loro passioni e aspirazioni, fornendo gli strumenti necessari per affrontare il futuro con fiducia. Siamo al loro fianco per aiutarli a costruire una dimensione personale che vada oltre quella accademica e scolastica, una realtà fatta di rapporti umani, ma anche di cura del loro benessere mentale. Tutto questo avviene in una cornice multiculturale intrisa di storia, che arricchisce ulteriormente l'esperienza degli studenti
Vogliamo trasformare ogni sfida in un'opportunità.